Il Sassuolo ieri a Treviso ha spento con 3 gol le speranze di salvezza del gruppo biancoceleste. Un 2-3 che pesa come un macigno sulla classifica dei trevigiani e li schiaccia come fanalino di coda in una lotta agguerrita all'ultimo punto con Avellino e Modena. Treviso 23 punti, Avellino 24, Modena 25 e Salernitana 30. Queste sono le speranze alle quali si aggrappa Abel Balbo per i prossimi match. La trasferta a Parma la prossima settimana potrebbe donare scintille di speranza. Il Sassuolo passa presto in vantaggio al quinto minuto del primo tempo dopo aver sprecato un rigore tirato da Salvetti e parato da Guardalben. Martinetti sfiora subito il raddoppio a favore del Sassuolo. Piccioni commette fallo su Quadrini, l'arbitro concede il rigore, tira Quadrini, respinge Bressana e insacca Pedrelli al 21esimo. Dopo un po' si scatena la rumba del Sassuolo con le 2 reti di Martinetti al 32esimo, sempre del primo tempo, sfruttando i buchi in difesa dei trevigiani, e di Rea al 46esimo. I trevigiani sono ormai confusi e non basta la rete al 34esimo della ripresa siglata dalla new entry Cafasso a salvare dalla sconfitta 2-3 dei trevigiani. Sarà Parma ora a decidere vita o morte dei biancocelesti.